Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con questo nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel. Domenica 24 ottobre si terrà a Godega di Sant'Urbano in provincia di Treviso, presso la fiera, la 7ª edizione del Festival delle DOP, il meglio dell'agroalimentare veneto in vetrina e in degustazione. Proprio per questo siamo in collegamento per parlare di questo con l'assessore all'agricoltura della Regione Veneto, Federico Caner. Grazie Assessore per essere oggi qui con noi. Buongiorno a voi. Buongiorno Assessore, ecco, come dicevo in apertura adesso domenica dalle 10 alle 18 si terrà la 7ª edizione del Festival delle DOP. Mi sembra organizzata dalla Regione del Veneto, Veneto Agricoltura con il comune di Godega, un evento importante mi pare, come la vede lei? Ma assolutamente sì, questi sono importanti eventi che facciamo sul territorio in collaborazione appunto con Veneto Agricoltura e con i vari enti comunali, in questo caso con la Fiera di Godega, con l'amministrazione di Godega. Sono appuntamenti importanti perché ci aiutano a far conoscere quelli che sono i nostri prodotti di qualità a livello veneto e che cerchiamo di veicolare anche all'estero tramite una promozione che punta sempre più ad essere una promozione integrata tra l'agroalimentare e il mondo del turismo, che come oggi è fondamentale perché ci aiuta appunto non solo a far sì che i turisti degustino i nostri prodotti quando sono qui nel nostro territorio, ma come dico spesso sono i nostri migliori ambasciatori all'estero per promuovere le nostre eccellenze, quindi dare la possibilità con questi festival sul territorio di far conoscere le nostre produzioni diventa importante e dal punto di vista turistico e anche per i nostri cittadini, non solo perché danno la possibilità alle famiglie di poter passare una giornata in allegria, conoscendo appunto le peculiarità di tutta la regione Veneto, ma anche cominciare a far passare concetti importanti legati anche alla qualità e alla sicurezza alimentare che diventa sempre più fondamentale. Assessore, ricordiamo che che il Veneto è la regione in Italia e poi in Europa con il numero più alto di riconoscimenti, cioè di denominazioni di origine. Veramente un bel primato, mi pare. Sì, noi abbiamo quasi una novantina di denominazioni, ovviamente divise tra la parte vinicola e i prodotti alimentari e quindi siamo da questo punto di vista una regione, forse la prima regione in Italia per quanto riguarda la certificazione di queste denominazioni. E questo significa che negli anni questa regione ha investito non solo la regione, ma ovviamente anche i produttori, i consorzi, tutti coloro che hanno cercato di spingere sempre di più, non solo sulla quantità, che comunque è importante perché questa è una regione che anche da questo punto di vista è tra i primi posti in Italia, ma soprattutto sulla qualità. La qualità è fondamentale, in primis per dare anche maggiori margini ai nostri agricoltori o viticoltori che producono questi prodotti di eccellenza, ma anche, ripeto, per la sicurezza alimentare che è sempre di più fondamentale, ripeto, per il futuro, per i nostri figli, quindi è un concetto anche etico-morale importante da perseguire, ma anche, ripeto, per la promozione territoriale, perché collegare i prodotti al territorio significa spendere a livello internazionale un paese, una regione che sono ai vertici mondiali per l'accoglienza. E quindi, Assessore, abbiamo parlato di circa 90 prodotti tra vini e prodotti agroalimentari e tra l'altro molti di questi saranno in vetrina, in esposizione e in degustazione domenica a Godega. Ricordiamo però che tutto questo ha anche un valore economico molto importante per quanto riguarda l'export e quindi per quanto riguarda la nostra agricoltura. Sì, certo, noi ovviamente i numeri parlano abbastanza chiari, c'è stato recentemente anche delle stime dell'osservatorio Ismea sulla qualivita e dicono che insomma valgono oltre 3 miliardi e 9, quasi 4 miliardi di euro suddivisi tra vitivinicolo che ovviamente fa la parte del leone e l'aspetto agroalimentare. Quindi questo diventa fondamentale ovviamente per generare anche quella ricchezza sul territorio
che poi va a ricaduta nelle famiglie venete, quindi non è soltanto un'eccellenza agroalimentare che fine a se stessa, ma significa anche un business economico in quanto tale per l'agricoltura. Se poi appunto lo allarghiamo a tutto il tema turistico, ricordo che questa è la prima regione in Italia con 70 milioni di presenze turistiche, capiamo cosa significa anche avere questi due settori da 18 miliardi uno a quasi 7 l'altro, insieme vuol dire avere gran parte della produzione del PIL di questa regione. Quindi sono numeri che ci devono far riflettere e che ci danno anche una grande responsabilità su quella che è la programmazione futura, su ciò che questa regione può fare, su quella che è la visione della viticoltura e dell'agroalimentare in particolare, e su quelle che sono le tecniche future anche di produzione che noi dovremmo continuare a implementare, sempre con un occhio alla sostenibilità. Questa è la visione che la Regione Veneta ha nei prossimi anni. Senta, Assessore, però quindi le denominazioni sono senz'altro quindi un valore aggiunto sia per i produttori e anche per i consumatori, quindi portano con sé davvero, sono trainanti per quanto riguarda anche l'economia agricola. Quindi denominazioni, riconoscimenti da parte dell'Unione Europea molto importanti. Purtroppo però a volte succedono degli scivoloni o comunque si rischia di fare anche confusione a Bruxelles, e io ovviamente mi riferisco al caso Prosecco e Prosek, il vino croato. Lei come vede tutto questo? Ma guardi, noi su questo siamo stati molto determinati, ci siamo mossi subito come Regione Veneta assieme ai consorzi di tutela, in particolare del Prosecco, assieme al Ministero stesso, al sottosegretario Centinaio, al ministro Patuanelli, per fare fronte comune di fronte a questa tematica che noi riteniamo semplicemente scandalosa, perché nel momento in cui l'Unione Europea definisce le denominazioni di origine e quindi aggancia un nome a un territorio, poi lo deve tutelare, e non è possibile pensare a situazioni alternative come le menzioni tradizionali, come è il caso del Prosek, che diventano cavalli di battaglia, cavalli di Troia, li chiamo io, per rovinare il tema, diciamo, della denominazione, quindi copiare quel nome utilizzando l'Italian sounding e ingenerando confusione nel consumatore, perché questo è il problema. E attenzione, perché questa difesa che si sta facendo non è tanto la difesa fine a se stessa al Prosek o al Prosecco, ma è un ragionamento più ampio, ed è che riguarda la difesa in generale delle denominazioni, che possono essere vitivinicole, ma anche di altri prodotti DOP del territorio. E oggi diciamo attacca il Prosecco, un domani può attaccare qualsiasi altra denominazione italiana e può creare problemi anche a livello europeo, tant'è vero che ci sono anche altri consorzi e altri brand che si stanno muovendo. Penso al tema dello champagne stesso. La Francia è a fianco all'Italia a questa battaglia, perché per esempio loro hanno la concorrenza dello Champagnillo, che è appunto uno spumante spagnolo che utilizza questo nome simile allo champagne. Quindi, come vediamo, non è che si tratta di fare campanilismo, è che giustamente se c'è una difesa europea, un riconoscimento dei territori legati ai nomi, legato anche agli usi e costumi, alle tradizioni di coltivazione di un territorio, questi vanno difesi fino alla fine. Non è pensabile poi trovare delle scorciatoie per aiutare qualche altro piccolo territorio che, guardate, a me non è che preoccupa francamente la concorrenza del Prosek croato nei confronti del Prosecco, prima di tutto perché i numeri sono completamente differenti. Noi abbiamo una potenza di fuoco importante, con quasi 700 milioni di bottiglie esportate tra DOC e di OCG, però ripeto, il tema è il principio di fondo. Non può passare questo concetto e va difeso alla stregua. Comunque abbiamo tutte le frecce al nostro arco
per poter dimostrare poi tra l'altro che insomma anche questa menzione tradizionale, questo nome che si vuole riconoscere di tradizione al Prosecco poi non è proprio così, e quindi diciamo che sappiamo giocarci le nostre carte a livello europeo, poi vedremo cosa decideranno. Di sicuro. Ci ritorneremo senz'altro su questo tema che è importantissimo, però intanto godiamoci questi prodotti veneti di qualità a denominazione, tutti in vetrina domenica 24 ottobre a Godega di Sant'Urbano dalle ore 10 alle ore 18. L'ingresso è gratuito nel rispetto delle normative Covid, naturalmente. Assessore, noi l'aspettiamo anche perché ci sono delle novità che ne approfitto per dirgliele, nel senso che assieme a Casius Veneti e Aprolav organizzeremo delle degustazioni guidate ai formaggi veneti DOP in abbinamento con alcuni vini veneti DOC e di OCG e anche con il miele, devo dire. E poi la novità è che ci saranno anche le pizze in degustazione, sempre con i formaggi DOP veneti. Quindi davvero un momento di festa, sempre ripeto nel rispetto delle normative Covid. E in vetrina ci saranno tanti, ma tanti prodotti veneti della nostra agricoltura di qualità riconosciuti proprio dai marchi dell'Unione Europea. DOP, IGP, STG. Assessore, grazie. Grazie per essere stato nostro ospite quest'oggi e l'aspettiamo quindi domenica. Grazie, io ci sarò sicuramente e colgo l'occasione anche per invitare tutti i veneti, quindi non soltanto coloro i quali si occupano di agricoltura, ma tutti i veneti, le famiglie, perché è una giornata importante non solo di conoscenza, ma diciamo anche dà la possibilità di vivere una giornata diversa dalle altre. Quindi noi invitiamo tutti a essere presenti, perché ne va della difesa anche della nostra cultura, identità, tradizione, oltre che dei nostri prodotti tipici. Quindi ci vediamo domenica.